Dopo il caso di Cittadella, anche a Mestre un padre lotta per riavere la figlia. Il suo avvocato: esiste l'alienazione genitoriale. Italia Nostra contro la Torre Lumière di Pierre Cardin, pronta a combattere nei tribunali italiani ed europei. Da domenica parte a San Giuliano e a Venezia una valanga di eventi collaterali in vista della 27ª Venice Marathon. Sono attesi 12.000 studenti. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Apriamo con un'ultima ora. 23 anni è stata trovata priva di vita questa mattina nel letto di un'abitazione di Venezia che è di proprietà dei genitori del fidanzato. È stato proprio il padre del suo compagno a fare la scoperta e ad avvertire la polizia. Sul cadavere non vi sarebbero segni evidenti di violenza. Secondo quanto accertato dagli investigatori, la giovane, che risiede nel sestiere di Cannareggio, aveva preso parte proprio ieri sera con il fidanzato ad una festa. Era poi rientrata nell'appartamento per dormire. Non si esclude che il decesso possa essere avvenuto già la notte scorsa. E cambiamo argomento, parla il padre e l'avvocato della ragazzina contesa dai genitori che frequenta la scuola media Giulio Cesare di Mestre a sostegno della PAS. L'alienazione genitoriale esiste e come, dice. Si è sentito trattare come un rapitore dopo che la scuola ha chiamato la polizia per fermare il suo tentativo di parlare con la figlia dopo mesi di silenzio. Sentiamo lui e anche il suo avvocato. Un altro figlio conteso da due genitori. Il padre della ragazzina della scuola media Giulio Cesare di Mestre, sostenuto dal suo legale Thomas Del Monte, ha deciso di raccontare la sua storia a sostegno degli psichiatri che sostengono esista l'alienazione genitoriale. L'arrivo di due pattuglie della polizia chiamate dalla direzione della scuola per impedirgli di parlare con sua figlia lo ha reso ancora più agguerrito e deciso a lottare per recuperare quello che lui definisce essere stato un bel rapporto. Il caso di Cittadella, hanno raccontato ai giornalisti l'avvocato e il padre che hanno incontrato oggi, non è isolato e la madre della ragazzina di Mestre, dopo 7 anni di separazione, sta lottando per ottenere l'affidamento monogenitoriale, ossia esclusivo della ragazzina, senza che sussistano, secondo il legale, reali ragioni per allontanare il padre dalla propria figlia. L'avvocato, iscritto all'Associazione Familiaristi Italiani, si batte da anni per il riconoscimento della sindrome da alienazione parentale. Non è una sindrome, chiarisce, perché non ci sono i sintomi, come nel caso di una malattia, ma c'è un disturbo psichico. Il caso di Cittadella vi ha aiutato a rivelare che c'è un caso simile? Assolutamente sì, da questo punto di vista il caso di Cittadella ha aperto certamente un grande dibattito a livello nazionale e ha permesso anche al nostro caso di poter uscire sui giornali e sui media. Si tratta di un caso tipico di alienazione genitoriale. Non parlo di sindrome perché non è un'associazione di segni e sintomi, ma è un disturbo relazionale in cui un minore cade per l'attività abusante da parte del genitore collocatario, in questo caso la madre. Non è un problema di genere, è un'attività che il genitore collocatario pone in essere nel momento in cui tronca violentemente i rapporti tra i figli minori e l'altro genitore, per meri fini conflittuali in un evento separativo. La vicenda di LB, diamo soltanto le iniziali del nome del papà per tutelare i diritti della bambina a non essere identificata, è cominciata nel 2005. È dal 2005 che il genitore collocatario, in questo caso madre, pone in essere un'attività conflittuale nei confronti del padre, con la volontà precisa di troncare questo rapporto. Per fortuna per 5 anni non vi è riuscita, perché non era né credibile né attendibile, ma purtroppo vi è riuscita 2 anni fa a iniziare un procedimento presso il Tribunale Minori e dall'anno scorso è riuscita nel suo intento finale, che era quello di troncare il rapporto, tant'è che da 15 mesi la minore non incontra il padre e quando il padre si avvicina succedono purtroppo tragedie come quelle che sono successe a Cittadella e a Mestre, per cui una minore si trova nella condizione di non esprimere la propria personalità, ma esprime la personalità e la volontà del genitore abusante, con un danno psicologico enorme che comincia ad essere risarcito dai tribunali di merito in Italia,
proprio perché lede il diritto fondamentale del minore ad avere 2 genitori in modo equilibrato e continuativo. E da un anno la bambina non vuole più parlare con suo padre. Mia figlia sì, ha avuto degli atteggiamenti riluttanti nei miei confronti, e questo ormai purtroppo è noto da circa un anno, 15 mesi a questa parte. Ma il problema è appunto questo: perché mia figlia non vuole più stare con me quando fino all'estate del 2011 invece mi adorava, veniva in braccio con me, mi saltava addosso, c'era un rapporto stupendo tra me e lei. Perché questo adesso non c'è più? L'avvocato ora intende rivolgersi nuovamente al Tribunale Civile per chiedere il collocamento presso la casa paterna, ma non vuole la guerra come nel caso di Cittadella, bensì l'affido condiviso. Noi non saremo certo coloro che strapperanno la minore nel modo in cui è avvenuto, purtroppo qui vicino, ma saremo i genitori che vorranno innanzitutto ripristinare i rapporti tra la minore e i genitori non collocatario, ma immediatamente dopo si dovrà instaurare nuovamente una relazione a 3, perché se è vero che il matrimonio è finito, il rapporto genitore-figlio non deve terminare mai. E continua la battaglia degli ambientalisti contro la Torre Lumière di Pierre Cardin. Oggi Italia Nostra ha annunciato che intende combattere in tutti i tribunali italiani ed europei per fermare la costruzione nella laguna di Venezia del mastodontico Palais Lumière, il grattacielo voluto dallo stilista. Italia Nostra sostiene che la costruzione del Palais Lumière va contro le leggi vigenti. In ballo, dice, ci sono questioni di sicurezza per le persone. Con i suoi 250 metri di altezza è troppo vicino alla traiettoria degli aerei che in quella zona volano a 300 metri di altitudine. E poi per la vicina città di Venezia, secondo Italia Nostra addirittura il colosso necessita di fondazioni ciclopiche con perforazioni di 3 livelli, di falde freatiche, e potrebbe essere in gioco quindi la stabilità della città stessa. E cambiamo argomento, parliamo dei tagli delle ASL e allarme nei laboratori di analisi veneziani per la notizia diffusa dalla USL 12, secondo cui se non arriveranno risorse saranno tagliati a partire da gennaio 6 centri di analisi. Allarme nel mondo della sanità veneziana. L'USL 12 annuncia che taglierà 6 centri di analisi convenzionati a partire da gennaio se non arriveranno fondi. La decisione dell'azienda sanitaria veneziana riguarda le strutture private Munari, Fleming, Arc, M, LAM, Tommasini Ungaro e Sherman. Per i laboratori, che complessivamente danno lavoro a 200 persone, un fulmine a ciel sereno. La scelta dell'USL, oltre che mettere a rischio posti di lavoro, finirà inoltre per creare gravi disagi agli utenti che si rivolgeranno alle strutture ospedaliere, ossia all'ospedale dell'Angelo, a quello del Civile e in via Cappuccina, aumentando i carichi di lavoro già notevoli. Sulla vicenda è intervenuta l'associazione di categoria dei laboratori di analisi cliniche, la Federlab, secondo cui saranno soprattutto gli esenti per età o patologia a risentire maggiormente della vicenda, dato che costituiscono il 57% di chi si rivolge alle strutture private. La federazione sostiene inoltre che le prestazioni nei centri privati costano al governo il 30% in meno rispetto a quelle degli ospedali. E parliamo ancora di lavoro. Questa notte partiranno oltre 30 pullman con a bordo 1500 lavoratori per Roma. Andranno alla manifestazione organizzata dalla CGIL per chiedere che il lavoro sia assunto a priorità assoluta del Paese. Per il Veneto salirà sul palco Alessandro Cabanotto, lavoratore della Vainis di Porto Marghera. Verrà inoltre allestito un gazebo dove saranno esposti 8 tabelloni che parleranno delle vertenze riguardanti le aziende venete in crisi più importanti, tra le quali quelle di Porto Marghera, poi l'azienda Panto nella Marca Trevigiana e delle aziende metalmeccaniche come la Ceccato di Vicenza e le fonderie Biasi di Verona. Però c'è anche una bella notizia sul fronte del lavoro. Vi mostriamo le immagini del Superjet International presentato oggi a Tessera nell'hangar dell'azienda Alenia, società della Finmeccanica. La società è stata incaricata da un'altra società russa, la Sukhoi Holding, di curarne l'allestimento interno. L'aereo è un jet di nuova generazione da 100 posti ed è il primo di 20 velivoli che saranno arredati nello stabilimento veneziano. Una commessa che dovrebbe allontanare per un po' lo spettro della cassa integrazione per i lavoratori della Alenia.
E intanto torna la polemica sulle aperture domenicali. Per il ponte di Ognissanti i centri commerciali di Mestre, Marghera e Marcon hanno annunciato l'apertura per l'intero fine settimana a partire da giovedì. Torna la polemica sulle aperture domenicali dopo che i grandi centri hanno annunciato che rimarranno aperti durante il ponte di Ognissanti. Il 1 novembre, ossia giovedì, alzeranno le serrande, il centro Auchan e le barche a Mestre, Valle Center a Marcone e Panorama a Marghera. Confcommercio del Veneto denuncia da mesi che non esistono regole dato che la Corte Costituzionale deve ancora esprimersi sui ricorsi presentati dalle regioni contro la deregulation decisa da Monti. E i piccoli negozi con meno mezzi saranno costretti a decidere a seconda dei clienti e delle forze a disposizione. Nel settore dei piccoli commercianti la liberalizzazione degli orari, accusa la Confcommercio, non ha portato all'aumento di assunzioni. Alla polemica dei dettaglianti si aggiungono poi anche le commesse. Si tratta di un bel ponte lungo per chi avrà tempo e mezzi di sfruttarlo, ma per gli addetti dei grandi centri commerciali è un'ulteriore occasione perduta di stare in famiglia. La questione si riproporrà in dicembre durante il ponte dell'Immacolata, che quest'anno cade di sabato, e per i giorni delle festività natalizie. Di sicuro si sa soltanto che i negozi rimarranno chiusi il giorno di Natale. E ora la cronaca nera: coltivava una piccola piantagione di cannabis nel giardino della nonna ultra ottantenne. Un giovane 21enne di Mira era un nipote molto affezionato. Andava a trovarla spesso anche in orari poco consueti. Una cosa che ha insospettito i carabinieri della stazione di Oriago di Mira mentre sorvegliavano la casa dell'anziana lungo il Brenta, da quando avevano notato le piante con le caratteristiche foglie lanceolate crescere nell'appezzamento di terra a disposizione dell'edificio. Un blitz dei militari durante una delle visite del nipote ha consentito di scoprire 9 piante di cannabis, alte più di 2 metri, mezzo chilogrammo di marijuana già essiccata e pronta per l'uso e un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato e la merce sequestrata. E ora diamo uno sguardo ad altre notizie riguardanti l'area metropolitana. Iniziamo ancora da Venezia, dove il bilancio della stagione estiva è molto poco omogeneo. In alcune località balneari è andata molto bene, in altre il calo di presenza è stato davvero preoccupante. 2012 da dimenticare per Chioggia. Stando ai primi dati dell'APT, il crollo delle presenze si attesterebbe intorno al 37%, un calo che riguarda tutti i settori, alberghiero ed extra-alberghiero, con turisti italiani sempre più ridotti all'osso, meno inglesi e francesi e soprattutto pochi tedeschi, diminuiti quest'anno del 9%. È Paolo Favaretto il miranese dell'anno 2012. Il patron del Summer Festival è stato eletto con un plebiscito di voti, surclassando un avversario fortissimo come il neo sindaco Maria Rosa Pavanello. 50 anni, instancabile organizzatore di sagre ed eventi a scopo benefico, Favaretto sarà premiato sabato 3 novembre al ristorante 19 al Paradiso di Luneo. Torna l'appuntamento autunnale con la Zucca di Salzano. La 19ª edizione della festa, curata dalla Proloco, si sbizzarrisce anche quest'anno con sculture vegetali, fantasiose composizioni e manicaretti a base di zucca. La festa sarà aperta fino al 4 novembre nell'area dietro al municipio. Domenica mattina l'inaugurazione ufficiale. E ci spostiamo ora nella Marca trevigiana, dove le norme antisismiche vengono adottate sempre più diffusamente, soprattutto nell'edilizia pubblica. Decolla il progetto antisismico dell'ospedale di Vittorio Veneto, zona considerata a rischio. Il nosocomio verrà blindato dall'esterno da lunghe lame d'acciaio, in modo che in una eventuale oscillazione possa comunque rimanere in piedi e senza danni. Entro l'anno dovrebbe arrivare l'autorizzazione da parte della Regione. Si tratta di lavori per circa 5 milioni di euro. Una card di servizi anticrisi per i quasi 5.000 studenti delle superiori di Montebelluna. Si chiama La Freccia ed è stata realizzata dall'Unione degli Studenti. Consente di ottenere agevolazioni in una serie di locali pubblici e negozi, ad esempio sconti su panini, bibite, pizze e caffè che vanno dal 10 al 20%, ma anche su CD, libri e riviste. Sono 42 i locali che hanno finora aderito.
La Vespa cinese continua a martoriare i marroni IGP di Combay, anche se non come l'anno scorso, quando la produzione negli 11 comuni pedemontani scese al 10%. I danni restano comunque allarmanti. 160 quintali di marroni IGP contro i neanche 100 del 2011, ma a fronte di una media di 800 quintali. Urge un rimedio, visto che la storica festa dei marroni è costretta a rivolgersi ai concorrenti toscani o esteri per soddisfare le tante richieste. E andiamo infine in provincia di Padova e parliamo di negozi e relativi orari di apertura. Si continua a sperimentare. Negozi chiusi la domenica, ma aperti con orario continuato tutti i martedì e venerdì fino a fine novembre. Saonara diventa così protagonista del progetto pilota A Saonara più tempo al tuo shopping, lanciato da Ascom Confcommercio in collaborazione col Comune. L'esperimento coinvolge per ora 33 negozi di Saonara segnalati da una vetrofania. Da gennaio del 2013 saranno assegnati i 73 orti sociali del comune di Ponte San Nicolò. I cittadini interessati a coltivarli hanno tempo fino al 5 novembre per fare domanda in municipio. Nella graduatoria verranno privilegiati i pensionati, i disoccupati, i giovani, nonché i vecchi utenti. Totalmente rinnovato il sito internet dell'Informa Giovani di Selvazzano, ospitato nel Palazzo Municipale di Piazza Puchetti. All'indirizzo www.selvazzanogiovani.it sono reperibili tutte le notizie che potranno poi essere approfondite allo sportello. Il sito è ricco di link che conducono a pagine di interesse generale come centri sportivi, scuole e parrocchie. E ora dei consigli per gli appuntamenti del fine settimana. È iniziato il conto alla rovescia per la 27esima Venice Marathon, in programma tra poco più di una settimana. L'edizione di quest'anno è accompagnata da un ricco cartellone di eventi collaterali di carattere non solo sportivo, che inizieranno proprio da domenica. Tra i partecipanti troviamo degli atleti speciali come Bebe Vio, la quindicenne di Mogliano Veneto, che sarà la testimonia della Family Run. In quella che si preannuncia una maratona da record ci sarà anche una piccola atleta sicuramente da record, almeno per la sua vicenda personale. Beatrice Bebe Vio, schermitrice amputata agli arti dopo una meningite fulminante, parteciperà alla Family Run del 27 ottobre, la corsa che anticipa la Venice Marathon e per la quale sono attesi oltre 12.000 studenti. Bebe farà da testimonial correndo in sella ad uno speciale triciclo. È una manifestazione che si chiama Family Run, che è una giornata, è una corsa di 3,5 km circa, non competitiva, che viene il giorno prima della Venice Marathon, che è la corsa quella importante dove partecipano Alex Zanardi, tutti gli sportivi tutti i maratoneti insomma. Noi siamo ragazzini, siamo bambini, noi tutte le famiglie parteciperemo a questa corsetta. In particolare io parteciperò con la mia associazione che si chiama Art for Sport, che è un'associazione che dà le protesi ai bambini amputati per poter fare sport. Ora siamo in 13, il 27 ottobre sarà il nostro compleanno, diciamo, sarà il nostro terzo anno soltanto, siamo ancora piccoli, però stiamo crescendo dai, per cui bene. Poi ora mi hanno dato pure la maglietta, quest'anno sono anche il numero 1. Domenica 28 ottobre si correrà invece la classica maratona di 42 km da Stra a Venezia. Questa 27esima edizione sarà ricchissima di eventi collaterali, ce li illustra Piero Rosa Salva, presidente della Venice Marathon. Ma da molti anni, direi dalla sua nascita, la Maratona di Venezia non è mai stata solo una gara sportiva che si esauriva in un giorno. Ha sempre ritenuto di dare un contributo a questo bellissimo territorio con una serie di proposte promozionali, culturali, umanitarie e perché no anche di promozione economica. Quindi si è consolidato questo ricchissimo programma che vede come base fondamentale l'Expo Sport del Parco di San Giuliano, che ormai da molti anni, da quando è stato aperto il parco, si è collocato lì e che ha dato un contributo credo anche molto bello alla frequentazione del parco da parte del territorio, non solo della città veneziana e di Mestre. E quello sarà il cuore
il quartiere generale, il cuore pulsante un po' della nostra attività. Però ovviamente noi oggi parliamo anche delle 2 Family Run che muovono ormai circa il doppio dei partecipanti alla maratona tra Dolo e Mestre, con grande messaggio ai giovani e un messaggio anche di tipo umanitario, una raccolta fondi per varie charities, per varie iniziative, e vi è sempre uno spazio culturale che poi abbiamo curato. Siamo anche orgogliosi perché sabato pomeriggio presenteremo anche i risultati di un importante studio fatto con la Camera di Commercio che dà dei risultati importanti all'indotto economico promozionale che dà questo evento al territorio, e poi direi abbiamo anche un momento molto significativo che riguarda la valorizzazione che la Venice Marathon ha dato e l'aiuto che la Venice Marathon ha dato al Comune di Venezia per studiare nuove forme di accessibilità a Venezia con la copertura delle rampe e dei ponti, e questa è una cultura che Venezia ha assorbito e che poi sta valorizzando molto. E proprio con l'obiettivo di una Venezia sempre più accessibile, venerdì 26 ottobre alle 16 si svolgerà la Parents Fun, camminata per mamme con carrozzine e passeggini dalla Chiesa della Pietà ai giardini della Biennale. E ora il commento delle notizie più importanti della settimana, come ogni venerdì, che faccio con un giornalista del Gazzettino. Oggi è venuto Marco Bampa negli studi di Radio Venezia. Vediamo un po' cosa ci siamo detti oggi pomeriggio. Siamo negli studi di Radio Venezia e la rubrica Lo Zoom del Gazzettino, è con me Marco Bampa, vice caposervizio del Gazzettino di Venezia. Quali sono gli argomenti di oggi? Beh, insomma, non possiamo non parlare della vicenda che proprio è uscita oggi sul Gazzettino, della portatrice di handicap che vive in una situazione di lavoro veramente disperata, terribile, no? Sì, una situazione assolutamente grottesca, incomprensibile, no? Diremmo fantoziana, ma tragicamente fantoziana, nel senso che questa ragazza, che ricordiamo ha 28 anni ed è stata assunta come collaboratrice, come commesso presso l'ufficio del giudice di pace di Cavarzere, si trova a lavorare letteralmente in un sottoscala. Non c'è la possibilità di salire, lei è una disabile e deve usare la carrozzina per spostarsi, non c'è la possibilità di accedere al primo piano dove ci sono gli uffici del giudice di pace perché la scala, non c'è ascensore, la scala non è servita da un montascale che consentirebbe appunto l'accesso per i disabili, e non si è trovato di meglio che metterle lì letteralmente nel sottoscala, una cosa che documentiamo con le foto, insomma, che potete trovare sul giornale di oggi. Uno praticamente apre la porta e si trova davanti lei seduta sulla scrivania, quindi anche spifferi, voglio vedere poi con l'inverno come sarà. Assolutamente, tra l'altro lamentava il fatto che lei è lì da luglio, quindi non si è ancora posto il problema, ma deve tenere sempre la porta aperta perché si tratta di un ufficio pubblico, quindi ha libero accesso alle persone. E quindi adesso con l'avanzare del freddo, delle prime piogge, si trova chiaramente, palesemente in difficoltà. Tra l'altro lamenta il fatto che lei doveva fare delle fotocopie e non c'è una fotocopiatrice, è costretta ad andare in una cartoleria vicina per farle. Non ha la possibilità di andare al bagno se non accompagnata, perché lì evidentemente al piano terra non c'è nemmeno un bagno, non ci sono dei servizi. Quindi una situazione assolutamente incredibile che si possa verificare, insomma, all'interno della pubblica amministrazione, che dovrebbe avere, ricordiamo, un'attenzione particolare nei confronti delle persone che portano una disabilità. Insomma, credo che sia una condizione assolutamente umiliante per la persona che è costretta a subirla. Speriamo che il fatto che noi ne abbiamo parlato, che il Gazzettino ne abbia parlato, possa riuscire a risolvere, insomma, questa situazione abbastanza terribile. Senti, parliamo di un altro argomento. Le multe di Via Colombo non finisce più, è davvero è una via crucis quella che stanno vivendo gli automobilisti, perché continuano a presentare ricorsi, ma i ricorsi continuano ad essere bocciati. Sì, cornuti e mazziati si usa dire in questi casi, no, nel senso che quelli che si erano visti bocciare già i ricorsi da parte del prefetto, a cui si erano rivolti su consiglio, ricordiamolo, dello stesso comune che li aveva invitati, l'assessore Bergamo, nella persona, sì, diciamo, dell'assessore alla mobilità Bergamo, di rivolgersi appunto al prefetto,
si sono già visti respingere i ricorsi, sono stati a questo punto rinviati al giudice di pace sempre su consiglio del comune, ma anche qui insomma, i primi ricorsi sono stati bocciati, quindi oltretutto hanno dovuto pagarsi il ricorso, che ricordiamo costa 37 euro, mentre quello del prefetto è gratuito, senza avere insomma ragione, né giustizia. No, e poi il ritardo implica anche una multa ulteriore, no? Ulteriori more eventualmente. Quindi, insomma. Ultima beffa nella beffa che molti autisti sono stati multati più volte, quindi hanno presentato magari un ricorso per 5, 10, 20 multe che hanno preso. Ci sono alcuni giudici di pace che non accettano ricorsi cumulativi e quindi pretendono per ogni multa un singolo ricorso, quindi uno a quel punto rinuncia perché spenderebbe più di ricorsi che non di multe da pagare. Io sorrido, però davvero credo che ci sia da piangere, insomma, no? Senti, la guerra tra Save e il comune, direi che in questa settimana il comune ha avviato un vero braccio di ferro non soltanto contro la Save, ma in generale, no? Comincia ad avere un'insofferenza verso le istituzioni governative che controllano la città, e l'Arsenale, addirittura l'autorizzazione all'ampliamento dell'hotel Santa Chiara, della soprintendenza e soprattutto con Save, no? Sì, diciamo è lo strascico della famosa guerra che si è innescata all'indomani del famoso CDA, in cui appunto il comune assieme alla provincia e alla Fondazione Venezia ha bocciato il progetto di fusione di Save nella Marco Polo Holding, no? Lì si è scatenata ulteriormente la guerra tra comune e Save, e l'ultimo episodio appunto vede questa lettera di fida sostanzialmente che ha mandato Orsoni all'ENAC dicendo: ENAC, tu non devi firmare il contratto di servizio che consentirà gli aumenti delle tariffe a Save se prima non lo fai vedere a noi e non concordiamo una strada condivisa. Noi come comune siamo comunque partecipi dell'aeroporto, vogliamo entrare anche noi sostanzialmente nelle scelte. Delle competenze, dice, no? Sull'ecologia, sull'ambiente, quindi possiamo intervenire. Assolutamente, ha piena titolarità a dire anche la sua. Oggi è previsto il CDA di ENAC che ha all'ordine del giorno anche l'approvazione di questo contratto di servizio che ricordiamo comunque è fermo da 11 anni e vediamo che cosa succede, insomma, se terranno conto delle richieste del sindaco o meno. Senti, parliamo della vicenda del genitore di Cittadella, non ci interessa molto dal punto di vista veneziano, anche se c'entra il Tribunale dei minori di Venezia. Ci interessa perché è scoppiato un caso proprio qui a Mestre di un genitore che è stato in qualche modo aggredito, adesso non si è capito bene, da un insegnante perché voleva portarsi via, voleva stare con la figlia, la ragazzina delle scuole medie della Giulio Cesare di Mestre e insomma è intervenuta la polizia. Oggi poi ha incontrato i giornalisti per dire la sua e si è sentito un pochino così trattato male questo papà. Sì, si è stato trattato come un rapitore, ha detto così, no? Sì. Tramite per bocca dell'avvocato. Diciamo che è un episodio che, se vogliamo, è frutto della psicosi cittadella, se vogliamo chiamarla così, no? È andato semplicemente a salutare la figlia, lui è separato dalla moglie, hanno l'affido condiviso della bambina, la bimba ha avuto ovviamente una reazione non positiva nei confronti del padre, ha chiesto aiuto all'insegnante, gli insegnanti forse per un eccessivo senso di protezione o per prudenza o perché non conoscevano bene evidentemente la situazione della coppia. Sulla scia di quello che è successo. E ultimo appunto sulla scia di quello che è successo a Cittadella pochi giorni fa, hanno fatto intervenire i carabinieri, insomma la situazione stava per la polizia, anzi si tratta della polizia, insomma la situazione stava un po' degenerando anche perché il padre ovviamente non ha gradito il trattamento che gli era stato riservato. Ecco, una situazione che forse è frutto proprio di quello che è successo, una situazione che purtroppo ahimè non è così poco comune come si può, anzi che è molto diffusa purtroppo, insomma, per i bambini soprattutto. Senti, ultima cosa, ieri un 75enne contro mano sul passante ha rischiato una strage. Sì, tra l'altro non è il primo caso, perché ricordiamo pochi mesi fa in estate è successa la stessa cosa ad un autista austriaco che andò contromano praticamente dal casello, da Venezia, da Villabona fino quasi a Dolo, e lì purtroppo in quel caso si scontrò frontalmente con un'altra macchina e morì pochi giorni dopo l'incidente. Ieri per fortuna insomma, le cose sono andate bene, questo signore ha attraversato praticamente tutto il passante perché era arrivato fino a quasi a Preganzioli, ha fatto un'inversione ad U, non si è reso conto che quella è un'autostrada e non una strada normale, quindi l'ha percorsa a ritroso, insomma, scansando tutte le macchine che venivano in senso contrario. Erano le 7 di mattina, quindi un traffico comunque di una certa consistenza. Era assolutamente sì. Gli è stata ritirata la patente, era in stato confusionale, insomma, ed è stato, diciamo così, restituito alla famiglia. Vabbè. Senti, abbiamo commentato direi lungamente, questa settimana è stata molto intensa di notizie interessanti e direi che possiamo concludere qui, ci vediamo venerdì prossimo, grazie Marco, arrivederci a tutti. Grazie a voi, alla prossima.
E a proposito dell'ENAC, di cui appunto abbiamo parlato questo pomeriggio con Marco Bampa, è arrivata la notizia proprio in queste ore, via libera dal Consiglio di amministrazione dell'ENAC ai contratti di programma di ADR, società di gestione degli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, e SAVE, che gestisce lo scalo di Venezia. Lo ha reso noto l'ente nazionale dell'aviazione civile, spiegando che le delibere assunte oggi verranno inviate per la fase successiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dicastero di riferimento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E una risposta quindi anche alla richiesta che aveva fatto il sindaco Orsoni, di cui appunto abbiamo parlato anche durante lo Zoom del Gazzettino. Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni. E ora siamo quasi al termine, vediamo le previsioni della meteo. L'alta pressione nordafricana ci regalerà bel tempo per tutto il weekend, con temperature quasi estive superiori ai 20 gradi, soprattutto nelle ore centrali. Il picco di questa mini ondata di calore fuori stagione è previsto per la giornata di domenica. Sentiamo le previsioni nel dettaglio per i prossimi 4 giorni. Tempo stabile con clima mite e massime superiori alla media, maggiore instabilità da martedì 23. Sabato 20 ottobre, sereno e soleggiato con foschie e nebbie in pianura, visibilità ridotta in mattinata, valori stazionari, mare calmo o poco mosso. Domenica 21 ottobre, poco nuvoloso per transito di nubi alte, minime in salita, massime invariate, mare calmo o poco mosso. Lunedì 22 ottobre, sereno o poco nuvoloso con nebbie mattutine, minime in lieve diminuzione, massime in aumento comprese fra i 14 e i 23 gradi. Martedì 23 ottobre, soleggiato con buona visibilità grazie alla ventilazione da nord-est, temperature in calo. La marea di sabato 20 ottobre è normale, la massima alle 13:50 60 cm, la minima alle 21 meno 10 cm. Bene, con questo era proprio tutto, grazie per averci seguito, grazie soprattutto per averci scelti, buon proseguimento e buon fine settimana.